3 44 22. E allora torniamo allo scoppone di Alan Friedman, che si è fatto la chiacchierata prima con De Benedetti e adesso con Romano Prodi, poi con Romano Prodi. Piaceva qualche cosa, perché sennò perché me lo chiedeva. Certo. Lei non me l'avrebbe chiesto. Anche Romano Prodi ricorda le sue conversazioni con Mario Monti in quell'estate del 2011, 2 mesi prima di De Benedetti addirittura. Sono andato a trovare Prodi in mezzo alle cicale durante le sue vacanze l'estate scorso a Castiglione della Pescaia. Con Monti abbiamo avuto una lunga amichevole conversazione, perché abbiamo lavorato tanti anni assieme, proprio spalla a spalla a Bruxelles, e lui, cioè, c'erano delle voci in giro, no, che sarebbe toccata a lui il peso della Presidente del Consiglio. Mi ricordo la lunga conversazione in cui il succo della mia posizione è stato molto semplice. Dico: Mario, se non puoi fare nulla per diventare Presidente del Consiglio, se te lo offrono non puoi dire di no, quindi una persona più felice di te non ci può essere al mondo. Perché mi ricordo che abbiamo riso assieme e difatti è stato così. Carlo De Benedetti e Romano Prodi, entrambi, quindi mi hanno detto che nell'estate del 2011 Mario Monti è venuto da loro chiedendo consigli su come rispondere a Giorgio Napolitano, che aveva prospettato la possibilità di prendere il posto di Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. E che cosa ha da dire su tutto questo il diretto interessato Mario Monti? Sentiamo. La situazione nel 2011 ha continuato a peggiorare, diciamo, primavera e estate. Sì, basta pensare in termini di spread che a giugno, credo, era ancora a 150 quel famoso spread, e poi... certo. A giugno 2011 Corrado Passera, anche intervistato per questo libro, ha detto che aveva parlato con il presidente Napolitano di un documento, un programma di economia e di politiche di vasta portata per rifare il paese, e che in parallelo sapeva che il presidente aveva riferito che stava parlando con lei e ha chiesto a lei di vedere insieme con Passera quel documento. È così che è andato? Come è andato esattamente? Sì, Corrado Passera aveva una forte passione intellettuale e politica per rimettere a posto il paese, come avevamo molti di noi. Certo. E a un certo momento mi ha detto che stava facendo questo lavoro, mi ha detto: poi te lo farei vedere. Dico: volentieri. E poi mi ha detto: guarda, lo do a te, e l'ho dato al presidente Napolitano, e poi una volta col presidente Napolitano mi è capitato, tra lui e me, di fare riferimento anche a questo lavoro di Passera. E poi adesso saltiamo in avanti di qualche mese, sì. Quando sono stato nominato Presidente del Consiglio, sì, ho subito chiesto a Passera di entrare nel governo. Certo, perché anche in quel giugno-luglio, agosto, raccogliendo testimonianze per il libro, il documento che Passera stava stendendo ha detto che le ha portato, avete fatto una colazione un paio di volte, avete visto, e lei ha detto: non cambierei una virgola, bravo Passera. Cioè, lei è stato positivo sul documento? Sì, ma non è che toccasse a me, non era una tesi di laurea, sì. Ma ne abbiamo discusso, e era un buon documento. C'erano dentro, a mio giudizio, troppe cose, bisognava essere più selettivi. C'era la patrimoniale dentro? Sì. Comunque, lei era d'accordo con la patrimoniale? Né lui né io sapevamo davvero che di lì a poco tempo saremmo stati effettivamente coinvolti. Però verso l'estate, in quell'estate, per esempio, Romano Prodi ricorda a lui. Dettaglio, c'era la patrimoniale dentro il documento scritto da Passera, no? Che poi è quello di cui parla lo stesso Friedman oggi sul Corriere della Sera, a pagina 2 del Corriere di stamani. C'era la patrimoniale, cioè come tosare un po' le ricchezze degli italiani. Lei era d'accordo? Gli chiede Friedman a Mario Monti. Silenzio di tomba, la domanda è stata glissata.
per inciso, così, en passant. Comunque, torniamo allo scoopone di Friedman. Di aver parlato con lei in cui lei era già più o meno on stand-by, non ufficialmente incaricato perché era prematuro, ma chiesto a Napolitano se possibilmente potrebbe essere disponibile. Carlo De Benedetti mi ha detto che lei e la signora erano a St. Moritz a cena con lui e Sandra Monti, avete parlato anche Silvia Monti della cosa. Quindi nel luglio c'era almeno qualche... Era un po' nell'aria, sì. Ma il presidente Napolitano ha almeno fatto capire che era una possibilità. Diciamo altrimenti perché lei chiedeva consigli a Prodi e cosa pensi? Cioè, no, quelle erano conversazioni, mi ricordo, Prodi era proprio qui in questa stanza, era venuto a trovarmi, credo, fine giugno, e lo spread allora era 220, 250, mi ha detto, preparati perché quando arrivo a 300 ti chiamano. E poi invece è arrivato a 500. A me ha detto che ha detto a lei, Presidente, che lei è in una posizione perfetto, invidioso, in cui non puoi fare niente, Mario, per farti nominare, e se ti nominano non puoi dire di no. Sì, esattamente. Quelle parole. Aveva ragione. E quindi a quel punto nell'accusazione con Passera il Presidente almeno era chiaro fra il Quirinale e lei e Passera che se ci fosse una crisi, se la situazione deteriorassero, congiuntivo mal pronunciato, che lei sarebbe comunque disponibile se richiesto, on call if needed. Beh, col presidente Napolitano avevamo da tempo, da anni, delle conversazioni non finalizzate a questo, ma qualcosa è cambiato in quel luglio 2011. Beh, le cose sono un po' precipitate, sì. E Napolitano, almeno se esplicitamente, com'era? Esplicitamente ha detto, caro Monti, può essere che ho bisogno di lei? Ti faccio sapere o com'era? Di te, non di te. Di te. Ma io neanche di fronte a un grande giornalista rivelo i dettagli delle conversazioni. D'accordo, rispetto a questo e mi avvalgo della facoltà di usare tutti gli altri fonti insieme col suo e farmi un quadro completo di quello che si è detto. Comunque poi, giusto per la cronaca, questa cosa si è materializzata il 9 novembre 2011. La nomina era il 9 novembre. Con la nomina non ancora Presidente del Consiglio, ma la nomina a senatore a vita. E poi, e poi il 9 novembre io ero a Berlino per un convegno della Fondazione Ralph Dahrendorf sull'Europa. E, il mio maestro alla LSI. Ecco, esatto. Verso sera il Presidente Napolitano mi ha chiamato, mi ha detto che aveva appena firmato il decreto di nomina a senatore a vita. Io l'ho ringraziato molto, mi ha detto però vorrei vederti, vieni a Roma appena possibile. Quindi poi... Comunque, con rispetto per un grande presidente e vecchio amico, per la record io dico anche, lei non smentisce che nel giugno-luglio 2011 il Presidente della Repubblica, senza divulgare conversazione, le ha fatto capire o le ha chiesto esplicitamente di essere disponibile se fosse necessario? Sì, mi ha dato segnali in quel senso, sì. Va bene, questo era Mario Monti davanti a Alan Friedman per lo scoop del giorno, no? Si è scoperto quello che già sapevamo, quindi il discorso fondamentale qua resta di capire qual è la finalità di questa operazione. Il Corriere della Sera, peraltro, abbina a questa intervista, a questa serie di interviste di Friedman, un estratto di un'intervista di Mario Monti al TG1, confermo contatti con Napolitano nell'estate del 2011. Sentiamo. Non ho smentito, quindi ho confermato che nell'estate del 2011 avessi avuto dal Presidente della Repubblica dei segnali che mi avesse fatto capire che in caso di necessità avrei dovuto essere disponibile. È assurdo che si consideri così anomalo che un Presidente della Repubblica si assicuri di capire quale può essere una alternativa se si deve porre il problema. Del resto, anni prima, il Presidente Ciampi anche una volta discretamente mi sondò per sapere se a certe condizioni sarei stato disponibile.
Questo Monti al TG1. Poi c'è la questione del piano che Passera sottopose a Monti, e il Corriere della Sera mette online anche quest'altro passaggio audio. Corrado Passera aveva una forte passione intellettuale e politica per rimettere a posto il paese, come avevamo molti di noi, e a un certo momento mi ha detto che stava facendo questo lavoro, mi ha detto poi te lo farei vedere, dico volentieri, e poi mi ha detto guarda lo do a te, e l'ho dato al presidente Napolitano, e poi una volta col presidente Napolitano mi è capitato tra lui e me di fare riferimento anche a questo lavoro di Passera, e poi adesso saltiamo in avanti di qualche mese, quando sono stato nominato Presidente del Consiglio ho subito chiesto a Passera di entrare nel governo. Poi c'è il discorso della patrimoniale, Monti non risponde, eccetera, eccetera. E per concludere, sempre dal sito del Corriere della Sera, dal Corriere TV, Monti aveva evocato il suo governo stesso già a settembre 2011, ospite all'Infedele di Gad Lerner. Anche questo il Corriere rimette online, giusto per completare il quadro di cronaca. È tutta roba già nota, peraltro, per carità. Poi l'aspetto più interessante della vicenda è come mai i lor signori confratelli hanno deciso di mettere in piedi questo can-can qui. Queste cose derivano dal fatto che in Italia c'è una selva di privilegi corporativi, ognuno di noi, almeno di quelli meno giovani, qui. Questo è Mario Monti da Gad Lerner, settembre 2011, e il Corriere della Sera va a ripescare sul suo sito anche questa intervista del settembre 2011, 2 mesi prima che Monti poi divenisse senatore a vita e capo del governo. Appartiene a una corporazione, siamo tutti con gli artigli tesi a difendere i nostri privilegi. Questo dà a tutti la sensazione di non essere penalizzati rispetto agli altri, ma manda a fondo la barca Italia. Quello che occorre è una rappresentazione credibile e con speranza del futuro, dalla quale si possa percepire che se c'è una distribuzione equa, l'equità è un'altra parola che è stata dimenticata, a cominciare dall'equità sociale, dei sacrifici, il Paese può riprendere a crescere. Ecco che secondo me è ben altro che un governo tecnico che può fare questo. Secondo me se il centrodestra governa da solo con la forte opposizione del centrosinistra, il centrosinistra inevitabilmente finirà per dare fiato a quelle corporazioni che il centrodestra vorrebbe colpire e viceversa. Diceva ad un recente convegno il segretario Alfano una cosa molto concreta, cioè dice: come facciamo a fare di più? Una riforma incisiva delle pensioni vedrebbe l'opposizione della sinistra, una tassazione dei redditi più elevati in modo sostanziale vedrebbe un'opposizione all'interno, diceva lui, del mio partito, cioè del centrodestra. A me viene naturale, ma forse perché non ho l'esperienza politica che queste personalità hanno, di pensare che se si riuscisse a dare con realismo la rappresentazione al Paese delle difficoltà in cui versa, e dal declino stiamo passando alla decadenza, allora forse in un momento di responsabilità condivisa sarebbe possibile fare e l'una e l'altra cosa. Ma questo implicherebbe un passo indietro di Berlusconi, che lui non sembra disposto a fare. Questo lei mi ha chiesto che cosa penso io in generale che sia desiderabile per ottenere un ammodernamento di un'Italia verso una maggiore competitività e verso una maggiore equità. Poi è ovvio che il Presidente del Consiglio, io credo che a nessuno vadano chiesti atti di generosità, credo che siano rapporti di forze, di sensibilità individuali e di forze. Comunque io non so rispondere alla sua eventuale domanda in che modo si possa indurre il Presidente del Consiglio. Ah no, questo non glielo chiedevo. No, però quasi lei me l'ha chiesto. No, mi sembrava di non forzare il suo pensiero dicendo guardi, che il progetto... Prego. Scusi lei,
In astratto poteva benissimo farlo il Presidente del Consiglio Berlusconi. Io ricordo di avere scritto all'indomani del G8 dell'Aquila, si ricorda che sembrava almeno allora un momento di grande autorevolezza nazionale e internazionale del Presidente del Consiglio. Io mi ero permesso sul Corriere della Sera di dire, perché il Presidente del Consiglio non sfrutta questo momento per fare, coinvolgendo anche l'opposizione e le forze sociali, un disegno sull'Italia del futuro? Questa sarebbe la cosa per la quale sarebbe... Oggi invece il governo, lei dice politico e non tecnico, con ciò anche, come dire, respingendo l'amaro calice, perché sa benissimo che il suo nome viene spesso citato come una possibile guida di un governo tecnico, che lei dice no, ci vuole un governo che in Parlamento trova l'accordo fra i diversi schieramenti, dico bene? Se mi permette, la differenza forse è tra quanto minuscola o quanto maiuscola è la P di politica, ma credo che operazioni così grandi richiedano politica più che tecnica. Perfetto, Monti parlava già da Premier nel settembre del 2011 da Gad Lerner. Abbiamo scoperto quella che si suol dire l'acqua calda, anche l'acqua fredda e perfino quella tiepida, per cui il punto è: a che pro tutta sto bailamme di questi giorni con lo scoop di Alan Friedman, che è uno scoop, diciamo la verità, che fa ridere i polli. Tra l'altro, a proposito di Alan Friedman, giusto per stemperare un pochino la questione, c'è su Italia Oggi un breve commento firmato da Gianni Gambarotta. Alan Friedman ci tratta da idioti e noi lo applaudiamo entusiasti. Lui, ci mancherebbe altro, ci ha preso gusto. Credo che non esista persona al mondo che io ammiri più di Alan Friedman, scrive Gianni Gambarotta oggi su Italia Oggi. Sicuramente tra i giornalisti del pianeta è il numero uno, e lo dico con fortissima dose di invidia. Ex corrispondente del Financial Times, inviato dell'International Herald Tribune, una trentina d'anni fa ha cominciato a dire agli italiani che sono una massa di idioti incapaci, e gli italiani gli hanno risposto dandogli ragione. Gli hanno affidato trasmissioni televisive, lo hanno invitato a conferenze e dibattiti, hanno comprato i suoi libri. Straordinario. Lui tirava palate di fango, un misto di banalità e supponenza, su di noi, e noi lo trasformavamo in banconote. Come dice Crozza, siamo il paese delle meraviglie. Ora Friedman si è rimesso all'opera. È giusto. Che senso ha abbandonare una miniera ancora produttiva? E lo ha fatto con un nuovo libro, Ammazziamo il Gattopardo, dove ovviamente dà lezioni al popolo italiano. All'ultima fatica del giornalista americano i media hanno dedicato molto spazio. In particolare il Corriere della Sera di ieri gli ha riservato 2 pagine con commenti e anticipazioni di alcuni brani, anche perché, per inciso, è lo stesso editore che pubblica il libro di Friedman, Rizzoli, Corriere della Sera, presieduta da l'ex direttore del Corriere della Sera, Paolo Mieli. Uno fa venire i brividi, un brano di anticipazione. Vi si legge che Mario Monti, nel luglio del 2011 a St. Moritz, chiese consigli a Carlo De Benedetti prima di decidere se accettare quell'incarico di governo che era già nell'aria e che il presidente Napolitano gli avrebbe conferito in novembre. L'ingegnere gli suggerì di sì, di accettare. La notizia ci dice un paio di cose interessanti. La prima: se i consiglieri di Monti erano di quel genere, allora si capisce come mai il suo governo abbia fatto la fine miserrima che ha fatto. La seconda: visto che da noi la politica si fa così, Friedman, in realtà grande protettore dei gattopardi tipo De Benedetti e Monti, ha ragione a trattarci da idioti. Questo nuovo libro meritatamente avrà successo, conclude Gianni Gambarotta su Italia Oggi. Sul Corriere della Sera invece oggi trovate un profluvio di pagine dedicate allo scoop fatto dallo stesso Corriere, cioè dall'autore del libro che il Corriere pubblicherà, che viene presentato domani. Insomma, tutto un parlarsi addosso. A pagina 2, Monti, i colloqui dell'estate 2011, l'asse di Grillo con Forza Italia contro il Colle, gli eventi che precedettero la caduta di Berlusconi, la difesa del PD, e Letta, che è la vittima insieme a Napolitano, vittima tra virgolette per carità, di questa campagna di stampa, dice che è una vergognosa mistificazione.
Poi c'è la lettera di Napolitano che abbiamo già letto, commentata dal quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda. I poteri del Quirinale, moderatore, intermediario, il ruolo riconosciuto al Presidente da una sentenza della Corte Costituzionale che dice che il Presidente ha tutto il diritto di mantenere segrete, tra virgolette, le sue conversazioni che ha in maniera formale o informale con esponenti delle istituzioni ma anche della società civile. Questo diceva la Corte di Cassazione in relazione però alle telefonate di Napolitano con Mancino. In ogni caso Berlusconi come l'ha presa secondo il Corriere della Sera? Della congiura, come l'ha sempre definita, sapeva tutto e conosceva tutti, i mandanti e gli esecutori, quelli che hanno tramato contro di me dall'estero, dice Berlusconi, e quelli che hanno agevolato l'operazione in Italia. Di una cosa è convinto Berlusconi, non da oggi, che la manovra per scalzarlo 3 anni fa da Palazzo Chigi fu ordita da alcune cancellerie dell'Occidente. Berlusconi non fa i nomi di Obama, Merkel e Sarkozy, ma c'è un motivo, se ripete, che mi hanno voluto far pagare tutto, a partire dalla mia amicizia con la Russia. L'idea di Berlusconi è che oltre confine non abbiano mai accettato il suo atteggiamento da Enrico Mattei della politica, i legami con Putin, il rapporto con Gheddafi, comunque fuori linea rispetto ai canoni di Yalta, in una guerra che aveva al centro gli affari del gas e del petrolio. Berlusconi di sicuro conosceva il contenuto delle anticipazioni e anche il lancio del libro di Alan Friedman. Ieri mattina presto aveva già ordinato al gruppo dirigente di Forza Italia di attaccare Napolitano, ma senza mai parlare di complotto, perché, dice Berlusconi, non bisogna andare oltre col capo dello Stato, non bisogna unirsi a Beppe Grillo per chiederne la messa in stato di accusa. Berlusconi è consapevole, scrive oggi il Corriere della Sera, che l'iniziativa non avrebbe il conforto dei numeri in Parlamento e rischierebbe di essere a saldo negativo, perché poi a un certo punto al Quirinale potrebbe salire Prodi a sostituire Napolitano. A Berlusconi basta l'impatto che questa storia avrà sulla pubblica opinione. Sarà un ottimo volano per la campagna elettorale. Sono stato vittima di una congiura, la prova viene dalle vive voci dei protagonisti, dice Berlusconi. Tra i protagonisti Mario Monti. Della testimonianza di Monti, Berlusconi è soddisfatto, anche se non ha mancato di sottolineare il modo miserabile con cui Monti si è travestito da giullare di corte, rivelando quanto tutti peraltro già sapevano e mettendo in difficoltà il Quirinale, la cui linea difensiva è parsa a Berlusconi molto debole. Che il re fosse nudo, che Mario Monti fosse il designato in pectore, era noto agli esponenti del governo di centrodestra, tanto che l'allora ministro Altero Matteoli disse ben prima dell'arrivo di Mario Monti: ci siamo accorti tardi di quanto sta accadendo attorno a noi, il piano per portare Monti a Palazzo Chigi è in fase avanzata, più di quello che potessimo credere. E già in settembre a Cernobbio, dopo l'intervento di Napolitano, in molti davano una pacca sulla spalla a Monti, che stava in platea. Ma sui mandanti Berlusconi non ha dubbi. Non ha dimenticato quando Giulio Tremonti, di ritorno dall'ennesimo vertice a Bruxelles, gli disse: il problema sei tu, Silvio. D'altronde l'offensiva sul debito pubblico, le risatine in pubblico tra Merkel e Sarkozy, e ancor prima quella visita lampo di Napolitano a Washington per incontrare Obama, rappresentano per Berlusconi elementi a sostegno della sua tesi in questa ricostruzione che sa di processo indiziario anche contro il Quirinale. E come se non bastasse, scrive oggi il Corriere della Sera, l'articolo di Francesco Verderami, i tasselli di un puzzle che sembrava incomponibile finché aveva resistito a Palazzo Chigi Berlusconi, si erano composti, come per miracolo, con l'arrivo di Monti. Non solo a Mario Monti, ricorda Berlusconi, il Quirinale consentì di fare quel decreto sull'economia che non era stato consentito al mio governo, ma ci fu anche il calo immediato dello spread e le dimissioni, in piena autonomia, dal Consiglio della Banca Centrale Europea di Bini Smaghi, che dopo la nomina di Draghi alla BCE, per le sue resistenze aveva provocato una crisi diplomatica con la Francia. Silvio, devi capire, è cambiato tutto, lo aveva avvertito Gianni Letta. L'ultimo avvertimento era stato l'attacco ai titoli della Mediaset in borsa. 3 giorni dopo, la sera del 12 novembre 2011, Berlusconi capitolò. Al momento di salire al colle per le dimissioni, Berlusconi evocò la congiura davanti all'ufficio di presidenza del PDL.
Una donna piangeva, mentre tutto attorno era silenzio, racconta ancora il Corriere della Sera. C'è un convitato di pietra seduto fra di noi, disse senza far nomi Berlusconi. Ci stiamo consegnando nelle mani di Oscar Luigi Napolitano, imprecò Antonio Martino. Berlusconi invece parlò di loro. Loro mi dicono che i mercati si sentono più rassicurati da un governo tecnico. Loro mi consigliano di lasciare per il bene del paese. Loro hanno messo sotto attacco le mie aziende. Il leader del centrodestra non ha mai dimenticato quel frangente doloroso, il viaggio verso il Quirinale tra due ali di folla che mi gridava buffone. Pensai che a Sirte Gheddafi veniva baciato da tutti, dal più piccolo al più anziano. Il giorno seguente mi chiamò un amico dal Sud America, mi disse di aver visto quelle immagini in TV. Sembrava che tu fossi un dittatore africano di cui la gente era riuscita a liberarsi, e risposi che questa purtroppo è la politica italiana. La linea Maginot di Berlusconi, scrive ancora il Corriere, crollò in Parlamento sul rendiconto dello Stato. Mentre Claudio Scajola, con la sua corrente, gli chiedeva di fare un passo indietro, una pattuglia di falchi, con l'ex coordinatore di Forza Italia Roberto Antonione in testa, fece crollare la maggioranza sotto la fatidica quota 316 senatori. Ancora qualche settimana prima il capo dello Stato, in un colloquio, testimone Gianni Letta, aveva detto a Berlusconi che non aveva nulla da temere. Lei non ha nulla da temere, ci sono solo due modi perché un governo cada: le dimissioni del Presidente del Consiglio o l'approvazione di una mozione di sfiducia. Insomma, se congiura fu, ebbe molti complici in Italia, scrive il Corriere della Sera, con ciò confermando che nel mirino, tra virgolette, tra molte virgolette, c'è anche Giorgio Napolitano. E poi il Corriere corrobora il tutto con il libro di Zapatero. José Luis Zapatero, già premier socialista spagnolo, ha scritto un libro di 421 pagine intitolato Il dilemma, 600 giorni da vertigine, e 30 di queste pagine sono piene di pepe, scrive oggi il Corriere, perché servono per spiegare che la Spagna non era il solo grande paese europeo in ginocchio, anzi, peggio di Madrid stava l'Italia di Berlusconi. I ricordi di Zapatero ci fanno entrare nelle stanze del G20 di Cannes, 3-4 novembre 2011, un vertice molto teso, spaventato dai mercati che, affossando il debito italiano, avrebbero demolito l'euro. Lo spread era a quota 500, il costo degli interessi saliva ogni giorno. Il libro di Zapatero è da 2 mesi nelle librerie spagnole e non è stato mai smentito da nessuno. Quelli di Cannes sono i giorni precedenti l'uscita da Palazzo Chigi di Berlusconi e l'arrivo di Mario Monti. Sostituzione che, ha raccontato sul Corriere Alan Friedman, era tra le ipotesi di Napolitano almeno già dal giugno 2011. La giornata fu interminabile, scrive Zapatero nel suo libro. La cancelliera Merkel aveva proposto alla Spagna una linea di credito del Fondo Monetario Internazionale da 50 miliardi. Altri 85 sarebbero potuti andare all'Italia. Zapatero dice no, ma già si sa che i suoi giorni sono contati. In 2 settimane la Spagna andrà al voto e Zapatero non è ricandidato. Il pressing si farà su chi verrà dopo di lui. Berlusconi invece non aveva scadenze elettorali, ma resisteva a tutti gli inviti che riceveva ad accettare gli aiuti, cioè i soldi della Banca Centrale Europea, racconta Zapatero. Ma nei corridoi, scrive l'ex premier spagnolo nel suo libro, già si parlava di Mario Monti. Insomma, è una conferma, l'ennesima del lo sapevano tutti, lo scoop dell'acqua calda. Per me e per gli altri leader l'importante di quel vertice non era l'agenda formale, scrive Zapatero, ma vedere come ne sarebbe uscita l'Italia. E ci fu, ricorda Zapatero nel suo libro, una cena ristretta, solo 4 europei con i loro ministri economici, i vertici dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e il presidente degli Stati Uniti, seduti attorno a un tavolo piccolo, rettangolare, scrive Zapatero, che ispirava confidenza. La cena era sull'Italia e sul futuro dell'euro. Quasi 2 ore nelle quali si mise il governo italiano sotto un duro martellamento, racconta Zapatero, affinché accettasse lì, a quello stesso tavolo, il salvataggio del Fondo Monetario dell'Unione Europea, esattamente come la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo. Si rimproverava la mancanza di credibilità delle misure annunciate in agosto da Berlusconi,
e l'impossibilità che Roma continuasse a finanziarsi a un interesse intorno al 6,35%. Insomma, scrive Zapatero, a un certo punto, durante il vertice di Cannes del 3-4 novembre 2011, rimangono 4 ministri europei, 4 capi di governo europei con i loro ministri economici, i vertici dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e il Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, seduti attorno a un tavolo piccolo. Cosa vogliono fare questi qui? Vogliono costringere l'Italia ad accettare i famosi aiuti sul modello della Grecia, Irlanda e Portogallo. Berlusconi e Tremonti si difendono con un catenaccio in piena regola, scrive Zapatero. In particolare Tremonti ripeteva: conosco modi migliori per suicidarsi. Berlusconi, più casereccio, evocava la forza dell'economia reale e del risparmio degli italiani. Alla fine si arrivò a un compromesso per il quale Fondo Monetario e Unione Europea avrebbero costituito un gruppo di supervisione sulle riforme promesse dall'Italia. Berlusconi spiegò in pubblico che il ruolo del Fondo Monetario era di certificare le riforme, però il governo italiano risultò profondamente toccato e solo pochi giorni dopo, a quel G20, il 12 novembre, Berlusconi si dimetteva e Mario Monti, scrive Zapatero, era eletto primo ministro. Il lettore, nota l'ex premier spagnolo nel suo libro, potrà trarne le sue conclusioni. Così scrive Zapatero nel suo libro. Intanto Renzi se n'è andato al Quirinale e da più parti, scrive oggi il Corriere della Sera, al quale rimaniamo ancorati perché è il quotidiano intorno al quale ruota questa manovra legata allo scoop dell'acqua calda di Alan Friedman. Scrive oggi il Corriere che da più parti è in corso un pressing per convincere Matteo Renzi a prendere le redini di un governo di legislatura, con una staffetta, insomma, senza andare al voto. Cioè Renzi al posto di Enrico Letta. Finora Renzi si è opposto e Letta non sembra disponibile al passo indietro. Il renziano Davide Faraone spiega che per decidere in quel senso a Renzi glielo dovrebbero chiedere a furor di popolo. In questa impasse oggi comincia il suo percorso elettorale in aula, la legge elettorale. Poi c'è spazio per Letta che parla di situazione insostenibile ma dice io non mi dimetto, bisogna andare in Parlamento, parlamentarizzare la crisi, il Partito Democratico dica in aula cosa intende fare sul governo. E il Corriere chiude il suo primo piano di oggi, tutto ruotante intorno allo scoop dell'acqua calda di Alan Friedman, con un'altra questione che arriva da Napoli. Per far cadere il governo Prodi, Berlusconi era disponibile anche ad allearsi con gli odiati comunisti. Sono le deposizioni di Sandro Bondi ai pubblici ministeri di Napoli. Per far cadere Prodi contattammo i comunisti. Oggi prende il via il processo per corruzione contro Berlusconi. Cosa racconta Bondi? Che a un certo punto viene contattato anche il senatore Rossi, qualcuno se lo ricorderà, il senatore del Partito dei Comunisti Italiani, che si era sottratto al governo Prodi, aveva fatto, diciamo così, venire meno i numeri per il governo Prodi. Il senatore Rossi lo intervistammo tra l'altro anche qua a Radio Padania a quei tempi, viene contattato anche da Sandro Bondi, però non se ne fa nulla. Questo in sintesi il Corriere. Per quanto riguarda le interpretazioni, i commenti, stamattina abbiamo letto sul quotidiano nazionale, Giorno, Resto del Carlino e Nazione, l'articolo di Pier Francesco De Robertis sul significato, insomma, di questo scoop dell'acqua calda di Alan Friedman. Lo scoop dell'acqua calda servirebbe per tirare la volata a Matteo Renzi, per affossare il re e il viceré, cioè per affossare Napolitano e il governo Letta, o comunque per indebolire Napolitano al fine di liquidare Enrico Letta. Messo all'angolo Napolitano, di Letta non resterà neanche il bottone della giacca, scrive De Robertis oggi sul quotidiano nazionale. Il governo Renzi fa comodo a troppi, fa comodo ad Alfano, che ha 4 anni davanti per inventarsi un futuro, fa comodo a Berlusconi, che anche lui ha il tempo di riorganizzarsi il partito, fa comodo ai grillini, anche loro grati di potersi ritagliare uno spazio politico enorme che tutti quei parlamentari assicurano alle forze sociali, economiche, imprenditoriali ed editoriali di varia natura. L'elenco è lungo. L'unico che al momento pare non averlo capito è proprio Letta, deciso a resistere fino alla fine, come il soldato giapponese rimasto da solo a combattere nell'isola deserta. E non è detto che Letta lo capisca presto. Letta
attaccante vale poco e lo si è visto, ma in difesa è un fenomeno, un incassatore eccezionale, fenomeno nel momento sbagliato, scrive Pierfrancesco De Robertis nel commento sul Quotidiano Nazionale, che insomma da Letta ormai per spacciato è finita. Mentre l'altro commento, quello di Andrea Cangini, inquadra i medesimi fatti, il siluro al presidente Napolitano per far decollare il sindaco di Firenze. Renzi, lo spread, la Merkel e Berlusconi, il teorema del complotto è un'arma per far fuori il governo Letta e aprire la strada a Matteo Renzi. È univoca l'interpretazione del Quotidiano Nazionale. È inutile girarci intorno, scrive Andrea Cangini. Nel palazzo l'interpretazione unanime è che si sia voluto dare un segnale a Giorgio Napolitano, cioè l'ultimo dei difensori di Enrico Letta e del suo governo. Il lancio in grande stile da parte del Corriere della Sera del libro in cui Monti, De Benedetti e Prodi rivelano, si fa per dire, che già nel giugno 2011 il Quirinale si muoveva per sostituire Berlusconi alla presidenza del Consiglio. Il lancio in grande stile del libro di Friedman viene letto come un'operazione pro-Renzi, un'operazione che cade proprio nel giorno in cui il Parlamento inizia a discutere la richiesta grillina di mettere sotto processo il capo dello Stato per attentato alla Costituzione, richiesta peraltro archiviato l'impeachment contro il capo dello Stato. Sull'interpretazione comunque del fatto che questa scoop di Friedman e il libro di Friedman servano a Renzi, su questa interpretazione convergono importanti esponenti di Forza Italia, del Nuovo Centrodestra, dell'UDC e anche del PD. Osserva un bersaniano che al di là delle scelte del Corriere, le cosiddette rivelazioni vengono da De Benedetti, che tira la volata a Renzi, da Prodi, che aspira a succedere a Napolitano, e da Monti, che probabilmente si aspetta qualcosa da Renzi e, illudendosi di ottenerla, pugnala il suo inventore politico, l'inventore di Monti, cioè Napolitano. Intendiamoci, scrive Cangini, che il governo Berlusconi fosse malconcio e circolasse il nome di Monti come premier era noto a tutti già da prima dell'estate del 2011, ma è chiaro che in un contesto fragile e nervoso come quello di oggi la ricostruzione si presta a giochi politici di ogni sorta, che infatti si stanno dipanando, e allora, poiché di ricostruzioni si parla, giova aggiungere un tassello che riguarda il ruolo svolto in quella fase dalla Germania. Bisogna partire da Gianfranco Fini, perché se c'è stata una vittima politica di Napolitano, quella è Fini più di Berlusconi. Una volta rotto col Cavaliere e reclutato parte delle sue truppe in Parlamento, a metà novembre 2010 l'allora presidente della Camera Gianfranco Fini era sicuro che il governo non avrebbe retto a un voto di fiducia, purché fosse tempestivo. Invece Napolitano accettò la richiesta di Berlusconi di fissare quel voto al termine del dibattito parlamentare sulla legge di stabilità. Berlusconi ottenne settimane preziose e le impiegò per sedurre, per così dire, diversi potenziali transfughi. Risultato: il 14 dicembre Berlusconi ottenne la fiducia e quel voto fu la tomba politica di Gianfranco Fini. A chi a distanza di tempo gli ha chiesto conto di quell'insperato regalo da parte del Quirinale all'allora premier Berlusconi, Fini ha risposto così: la Merkel non gli aveva ancora chiesto a Napolitano la testa di Berlusconi. Se ne desume che, secondo il fondatore di Alleanza Nazionale, Fini, l'Italia cambiò capo del governo su richiesta del capo di un governo straniero egemone in Europa, Angela Merkel. A differenza di quanto scrisse poco più di 2 anni fa il Wall Street Journal, secondo fonti diverse la richiesta non avvenne il 20 ottobre 2011, ma poco prima dell'estate, l'estate in cui la Deutsche Bank ridusse l'esposizione in titoli pubblici italiani da 8 a 1 miliardo, generando un effetto domino che determinò l'impennata dello spread, in ragione della quale Berlusconi fu disarcionato. Così la mette il Quotidiano Nazionale. Come la mette il quotidiano di casa Berlusconi, che parla dell'ombra di Bruxelles dietro il risico tessuto da Napolitano, la manina della Banca Centrale Europea e del Fondo Monetario Internazionale, i contatti tra Napolitano e Monti del 2011, il ruolo di Merkel e Obama e le pressioni sul Colle per il cambio di governo, scrive oggi il Giornale.
Per Berlusconi è tutto chiaro, l'operazione è partita con Gianfranco Fini, Berlusconi amareggiato ma non sorpreso dalle notizie sulle macchinazioni contro di lui, Berlusconi che sceglie di non ribattere in pubblico, ma ricostruisce, così hanno tramato per cacciarmi. Sempre il giornale poi parla di Napolitano che esce allo scoperto e confessa, convocai Mario Monti, ma dietro le rivelazioni di Monti c'è una rivalsa di Monti con Napolitano, l'ultimo boccone amaro, lo stop del capo dello Stato alle ambizioni europee di Mario Monti. Così si spiegano le interviste di Mario Monti a Friedman e al TG1, perché in effetti Mario Monti non è certamente una persona ingenua o sprovveduta, e anche se sta raccontando l'acqua calda, sa che quell'acqua calda lì, cioè il fatto che Napolitano avesse contattato lui già dall'estate del 2011, molto prima di nominarlo senatore a vita e poi premier, sa che raccontando a Friedman per il lancio del libro utilizzato dal Corriere della Sera in questi giorni, raccontare a Friedman le cose che ha raccontato, anche se sono l'acqua calda, Mario Monti sa benissimo che servono a un'operazione ben precisa, e quindi Mario Monti è complice, diciamo, di questo scoop dell'acqua calda, così come esattamente De Benedetti e Romano Prodi. Dietro le rivelazioni di Monti quindi c'è una rivalsa nei confronti di Napolitano. Sarà anche fumo, come dice Napolitano, scrive oggi il giornale, ma certamente Mario Monti, sia nella conversazione con Alan Friedman, sia nella successiva puntualizzazione al TG1, quella che abbiamo sentito prima, contribuisce a servire in tavola un arrosto ben farcito, lo chiama il giornale. Nell'estate del 2011 ho avuto dal Presidente della Repubblica dei segnali. Mi aveva fatto capire che in caso di necessità dovevo essere disponibile, ma è assurdo che venga considerato anomalo che un Presidente della Repubblica si assicuri se ci sia un'alternativa in caso di problemi, ha detto Mario Monti al TG1, rivelando anche di essere stato contattato anche dal predecessore di Napolitano, cioè da Carlo Azeglio Ciampi, per un incarico di Presidente del Consiglio. Per tutta la giornata la domanda a Montecitorio è: perché Mario Monti improvvisamente confessa, si fa per dire perché era già noto a tutti, e racconta la verità nascosta della sua nomina, mettendo in imbarazzo il Colle? Peraltro, la domanda corretta sarebbe: perché Mario Monti adesso attacca Napolitano? Perché di fatto mette la sua firma nella ricostruzione che Friedman sintetizza come il replacement of the elected Mr. Berlusconi by the unelected technocrat Mario Monti, cioè il rimpiazzo dell'eletto Berlusconi con il tecnocrate Monti. Le interpretazioni sono diverse. La tesi dominante è quella che sintetizza l'accaduto in una miscela di nervosismo, malumori e ripicche. In sostanza, molti leggono in questa rivelazione del retroscena quirinalizio il segno di un rapporto tra Napolitano e Monti che si è ridotto ai minimi termini. Un rapporto probabilmente chiuso dopo un incidente diplomatico dai caratteri irrituali, per usare un eufemismo, scrive oggi il giornale. Per molti l'uscita di Monti risuona come un memento della genesi della sua carriera politica, benedetta dal Quirinale. Insomma, un modo per ricordare a tutti come e da chi è stato creato il Monti politico. Molti, al di là dell'aperto conflitto scoppiato a fine 2012 sull'opportunità di una discesa in campo di Monti con una sua forza politica, Napolitano lo sconsigliò, individuano in fatti più recenti la scintilla dell'incendio, cioè perché Monti si è incazzato con Napolitano. Il giornale dice per una serie di motivi. Nelle ultime settimane Monti, forte del suo curriculum europeo, avrebbe tentato di creare le condizioni per una sua candidatura in sede europea, visto che dopo il voto di maggio verranno rinnovate molte cariche. Monti però sarebbe stato stoppato sia da Napolitano che da Enrico Letta, che gli avrebbe spiegato l'impossibilità di sponsorizzare il suo nome, visto che l'Italia può già contare sulla presidenza della Banca Centrale Europea con Mario Draghi. Queste frizioni avrebbero creato le condizioni per quella che appare come un'operazione harakiri, visto che dopo questa sortita l'affidabilità di Monti subisce un contraccolpo durissimo. È come se, mentre si sta facendo un'operazione a cuore aperto, uno entra con uno stereo sulla spalla, dicono nei palazzi. C'è però un'altra lettura che circola, quella che vedrebbe Monti inciampato nella rete tesa da Romano Prodi e Carlo De Benedetti.
Un'operazione che secondo i fautori di questa tesi potrebbe indebolire Napolitano, aprendo scenari imprevisti nella corsa al Quirinale. E intanto Letta si prepara per il Ministero degli Esteri, niente meno, secondo il giornale. Dopo il no di Alfano all'abbandono spontaneo, necessario al rinnovamento del governo, Enrico Letta potrebbe dimettersi e cedere Palazzo Chigi a Renzi, diventando poi ministro degli esteri. Così scrive il giornale. Del toto Quirinale si occupa anche Libero, però, perché in tutta questa baraonda di Friedman, lo scoop dell'acqua calda, l'abbiamo ribattezzato così, c'è anche una manovra di Prodi, secondo Libero, per prendersi il Colle, per prendersi il Quirinale. E alla fine c'è anche Libero che fa i conti del governo di Mario Monti, quello che doveva risanare l'Italia, e invece Monti l'ha distrutta. Il prodotto interno lordo a precipizio, la disoccupazione in aumento, il debito pubblico che è peggiorato. Insomma, con l'austerità di Mario Monti l'economia reale è andata a quel paese. E per chiudere il quadretto, adesso andiamo a dare un'occhiata anche a Italia Oggi, che per cercare di dipanare il quadro che ci si presenta sotto gli occhi, Italia Oggi va a interpellare Fabrizio Rondolino, una vita nel Partito Comunista, commentatore poi anche de Il Giornale di Berlusconi, adesso molto molto vicino a Matteo Renzi. Renzi non ha fretta per il governo, dice Rondolino, la sua legittimazione dipende dai voti presi alle primarie, è la sinistra interna che lo vorrebbe subito premier nella speranza che fallisca. Renzi continua ad essere felicemente fuori dal ceto politico tradizionale, dice Rondolino, e la sua forza non deriva dai conciliaboli attorno ai caminetti delle varie correnti. Napolitano è sempre fermo sul suo schema dei due forni, Letta a Palazzo Chigi, Renzi come regista delle riforme, a partire da quelle elettorali. Grasso è un magistrato per bene, gli errori non sono suoi ma di chi ha voluto ficcare lui e la Boldrini in ruoli per i quali non sono per niente preparati, e Confindustria, dice ancora Rondolino a Italia Oggi, punzecchia Letta, ma non siamo in presenza di un progetto liberale dell'industria italiana. Squinzi e la Camusso sono relegati agli angoli. Il peggio sono le deputate del PD che fanno l'esposto contro i pompini e si fanno fotografare davanti a Montecitorio con la copia della querela. In Forza Italia c'è un'ossessione strisciante sul fatto che il Movimento 5 Stelle possa sottrarre una bella fetta dell'antipolitica che prima finiva per votare PDL. Così dice Rondolino, intervistato da Italia Oggi. Mentre per Prodi e Nomisma, questa curiosa notizia compare invece sul Fatto Quotidiano, per Prodi e Nomisma all'Italia l'euro non conviene. Si riposiziona anche Romano Prodi, il padre della moneta unica e anche dell'ingresso dell'Italia nell'euro. La moneta unica non piace più così tanto a Romano Prodi. Il cambio è stato insopportabile, gli hanno rinfacciato a lui, quando eri premier potevi fare un cambio diverso, e ora è lui stesso che lo dice, il cambio è insopportabile. Il suo centro studi, il centro studi Nomisma, dice che con questo euro moriremo senza lavoro. A proposito di renziani, in questa fase coccolati, vezzeggiati, messi al riparo dai rischi, sempre sul Fatto Quotidiano c'è un articolo dedicato a Dennis Verdini, cioè l'uomo che tratta con Renzi. Le intercettazioni di Verdini dormono al Senato della Repubblica. Dal maggio 2012 si attende il via libera della Giunta del Senato per usare le telefonate di Verdini in 3 procedimenti giudiziari. L'uomo che tratta con Renzi è accusato di bancarotta fraudolenta, truffa aggravata allo Stato, finanziamenti illeciti, evasione e altro. Ma siccome Renzi è l'uomo del momento e forse il beneficiario dello scoop dell'acqua calda di Alan Friedman, allora a quel punto anche gli amici di Renzi, come Verdini, vengono tenuti in grande considerazione e al riparo da possibili guai. Dovremmo parlare di svariate altre cose, ma ormai naturalmente ci abbiamo dedicato tutta la trasmissione, giustamente direi anche, a cercare di capire il senso dello scoop dell'acqua calda di Alan Friedman, intorno al quale si muovono i confratelli che stanno preparando evidentemente un altro quadro politico. Alla fine della fiera uno da cittadino semplice gli viene da pensare, secondo me, ma quanto bue è il popolo, cioè io stesso. Siamo proprio, come dire, delle nullità rispetto alle azioni strabilianti di questi signori, che poi, visti da vicino, come si suol dire, e usando un'espressione abusata, visti da vicino, puntini puntini, però
è pur sempre quella gente qui che ci cucina la minestra che dobbiamo mangiare. Con ciò noi adesso basta, non ne possiamo più, usciamo da questo scoop dell'acqua calda e ci buttiamo, che ne dite, su Arthur Rubinstein, che suona la celebre polonese opera 53 di Chopin. Buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.